Buongiorno e ben ritrovati in diretta anche oggi in questo mercoledì 7 aprile, una giornata particolare per Treviso e per i trevigiani che oggi ricordano in una cerimonia sicuramente diversa da quelle degli anni scorsi per le misure anti-Covid, il bombardamento del 1944 quando gli americani scaricarono sul capoluogo della Marca le bombe che provocarono 1600 vittime tra i civili e anche la distruzione di quasi il totale del patrimonio edilizio della città. Intorno alle 13.05 appunto su Treviso, sul centro di Treviso, vennero scaricate le bombe che colpirono la stazione ferroviaria, i quartieri circostanti, il centro storico per l'appunto e poi la borsa, i giardini, insomma gran parte di quella città dopo questo bombardamento devastante non fu più la stessa, palazzi, patrimonio anche culturale della città che era stato squarciato dalla furia delle bombe. Oggi la città ricorda in Piazza dei Signori quel giorno, proprio alle 13.05 ci saranno i rintocchi per ricordare chi perse la vita, gli sfollati, migliaia di persone che non poterono più rientrare in casa e la ricostruzione. Una sorta di ricostruzione che anche adesso tutti stiamo cercando di fare in questa epoca di pandemia. Si cerca di ripartire, ripartono le scuole proprio oggi, se mi permettete questa similitudine tra questi due momenti. Ripartono le scuole, oggi gli studenti veneti come nel resto d'Italia sono rientrati in didattica, in presenza, in aula, al 100% alle elementari, alle medie e al 50% alle scuole superiori. E come detto appunto la città di Treviso si sta preparando per questa cerimonia. Rispetto all'anno scorso i cittadini potranno partecipare, l'anno scorso lo ricorderete le immagini del sindaco di Treviso Mario Conte da solo davanti al palazzo della prefettura in una piazza deserta. Quest'anno invece si potrà partecipare naturalmente nel pieno rispetto delle misure anticontagio, ma i cittadini che abitano a Treviso potranno essere presenti in questo momento di commemorazione. Allora vado subito in Piazza dei Signori dove ci sono la nostra Nicoletta Rizzetto e il nostro Lucio Zanato per capire come ci si sta preparando poi per la cerimonia che partirà tra qualche minuto, che noi manderemo in onda al termine della conferenza stampa del Presidente Zaia. A te la linea, Lucio. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, sono con il maestro Grollo. Maestro, questa mattina abbiamo seguito la celebrazione di Sua Eccellenza il Vescovo proprio alla Chiesa Votiva dove riposano i morti di quel 7 aprile. Lei ha cantato un'Ave Maria struggente, una preghiera dedicata a questi morti, in una riflessione del Vescovo che invece parlava anche di resurrezione, parlava anche di ripresa, di rinascita. Io credo che sia importante dare un segno di questa rinascita attraverso il canto sacro. Noi abbiamo questa città che è splendida e siamo onorati, è un dovere fare un omaggio anche alle vittime, ma soprattutto alle persone che sono qui adesso, ora e debbono assolutamente ricominciare. 77 anni dopo un'altra guerra, quella col Covid, e il Vescovo ha detto accomuniamo le vittime di ieri a quelle dei giorni scorsi. Assolutamente, il mio canto è a ricordo delle vittime, ma soprattutto a sostegno anche di chi tuttora sta operando per il bene. Perciò dal mio profondo del cuore voglio dedicare questo canto a tutti perché sia una profonda rinascita, ma soprattutto non si perde la speranza. Ecco, cosa canterà prima dei rintocchi delle 13.05? Canterò un'Ave Maria per una preghiera alla Madonna e probabilmente alla fine dei rintocchi sceglierò un altro brano nel momento, nell'atmosfera. Voglio assolutamente concentrarmi su questa cosa, perciò lo sceglierò al momento. Una preghiera
in musica che seguiremo volentieri e magari cercheremo sommessamente ovviamente di cantare tutti insieme, proprio per dare un omaggio a chi di ieri in quel 7 aprile non c'è stato più e oggi dopo la pandemia non c'è più, ma c'è sempre nei nostri cuori. Assolutamente, voglio abbracciare con delicatezza tutte quelle famiglie che hanno perso i loro cari soprattutto, ma voglio abbracciare con delicatezza e forza le persone che stanno ancora sostenendo tutti, e io credo che attraverso il canto lirico noi abbiamo la possibilità di pregare. Poi Sant'Agostino diceva che chi canta prega ben 2 volte, perciò pensiamo che Dio ci possa ascoltare. Grazie maestro Grollo, lasciamo le prove. Intanto con Nicoletta volevo farvi vedere la piazza dei Signori, ben diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Probabilmente ci sarà qualche cittadino in più che potrà seguire questa cerimonia, ovviamente nei limiti evidentemente del contagio, e se non ci sono domande, Francesca, io ti restituirei la linea allo studio. Grazie Lucio Zanato, grazie a Nicoletta Rizzetto. Come detto, manderemo in onda le immagini di questa cerimonia a seguire dopo la conferenza stampa del presidente Zaia, che come sempre seguiremo in diretta a partire dalle 12:30 dall'unità di crisi di Marghera. Dunque Treviso che si prepara per questa cerimonia. Come abbiamo detto, oggi gli studenti del Veneto sono rientrati in classe, ma oggi è stata anche una giornata particolare per il veneziano, perché a Marghera è stato inaugurato il più grande centro vaccinale del Veneto al Pala Expo di Marghera. L'obiettivo è quello di eseguire, di effettuare 2800 vaccinazioni al giorno. A seguire per noi l'inaugurazione c'era la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno da Marghera. È appena terminato il tour al Pala Expo che da oggi è ufficialmente operativo, con 10 linee vaccinali, 20 postazioni per le visite e l'anamnesi e 6 per le pratiche amministrative per prenotare l'appuntamento per il richiamo vaccinale. Un'area è davvero vastissima, la struttura ha grandi spazi e permette di accogliere gli utenti in sicurezza e senza disagi, con i dovuti distanziamenti, e così impedirà anche che si creino difficoltà momentanee come accaduto al bocciodromo di Mirano, dove sono state raddoppiate le linee di accettazione proprio per evitare che si formassero assembramenti. Il secondo vantaggio del Pala Expo, oltre alle dimensioni, riguarda proprio la posizione, che è una posizione a dir poco strategica, anche per essere raggiunta dai mezzi pubblici, ed è sia comoda per chi abita in centro storico che per chi vuole arrivare dalla terraferma. Il tour è stato insieme al direttore generale dell'Ustria Serenissima, Edgardo Contato, il direttore del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, l'assessore al turismo comunale Venturini e anche il direttore del Dipartimento Prevenzione. La speranza ora, ha spiegato proprio il DG Contato, è che a fronte dell'impegno del Servizio Sanitario Regionale presto siano disponibili in quantità adeguate e non con le difficoltà di queste settimane anche i vaccini da somministrare alla popolazione. Infatti questo è proprio il punto di domanda per capire a quale ritmo si potrà proseguire ed andare avanti. Tutto ruota, come sta accadendo ormai da settimane, intorno alla fornitura di vaccini. Per il momento comunque il Pala Expo è attivo, funzionante ed è un'ottima sede vaccinale che può coprire davvero i tanti buchi che magari ci sono in altre zone della città e dove ci si possa vaccinare in sicurezza e tranquillità. Da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie ad Ilaria Marchiori. Allora, a proposito di vaccini, vediamo il monitoraggio della campagna vaccinazioni anti-Covid aggiornato alle 23:59 di ieri 6 aprile dalla Regione del Veneto. Sono 27.835 le dosi somministrate, le prime dosi sono 22.803 in più rispetto a ieri e 5.032 in più i cicli completati, quindi le prime e le seconde dosi completate
completate, mentre le dosi somministrate, scusatemi, sono più 27.835 rispetto al report precedente. Per quanto riguarda la copertura della popolazione, siamo a dosi somministrate pari al 1.031.426 cittadini, 746.585 prime dosi e 284.841 cittadini che hanno completato la vaccinazione con prima e seconda dose, che è pari al 5,8%. Per quanto riguarda la percentuale di popolazione con più di 80 anni con almeno una dose, siamo arrivati al 76,1% e poi scorrendo arriviamo al grafico regionale con la media vaccinazioni al giorno ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, che vedono il Veneto al secondo posto dietro alla Toscana. Veneto con il 46,7 vaccinazioni al giorno e la Toscana con 55,9 vaccinazioni al giorno. I vaccini restano l'unica via d'uscita da questo incubo che stiamo vivendo ormai da oltre un anno, per evitare ulteriori contagi e soprattutto per ridurre la pressione ospedaliera. Intanto arriva la notizia di 2 focolai di Covid nell'azienda ospedaliera di Padova, uno dei quali sarebbe nel reparto di geriatria del Sant'Antonio. A confermarlo sono proprio i vertici stessi dell'azienda ospedaliera. Per la regia è il servizio focolai reparti. Siamo sempre, come dire, sul chi va là, pronti a chiudere, a isolare quei casi che si presentano all'interno dei reparti, insomma. Al momento stiamo seguendo alcuni 2 reparti in particolare, vediamo un po' come, ma non ci stanno preoccupando, insomma, ecco. Tutte le misure di contenimento sono in atto, il personale sanitario ha ormai consolidato le procedure per controllare il contagio. Sono 2 reparti dell'azienda ospedaliera di Padova interessati da focolai di Covid-19. Uno di questi riguarderebbe la geriatria dell'ospedale Sant'Antonio, dove i casi sarebbero 6. Indagini sono in corso per capire quale sia l'origine del contagio, se portato dall'esterno, se dovuto alla presenza nel reparto di personale non vaccinato. Circa il 10% dei dipendenti dell'azienda ospedaliera non si è sottoposto alla vaccinazione anti-Covid. Gli elenchi adesso sono in mano alla Regione per capire quali siano le motivazioni all'origine del rifiuto. Nel frattempo Padova resta la provincia veneta con il maggior numero di contagi. Le vaccinazioni continuano, più di 5.000 anche martedì. Questa dunque è la situazione per questi 2 nuovi focolai a Padova. Vi ricordo che al termine della conferenza stampa del Presidente Zaia, che seguiremo a partire dalle 12:30, vi mostreremo le immagini della cerimonia che si svolgerà in Piazza dei Signori a Treviso in ricordo del bombardamento del 7 aprile 1944 e questo è uno dei temi che abbiamo affrontato con lo storico trevigiano Ivano Sartor. Sentiamo che cosa ci ha detto. Professor Sartor, la devastazione di ieri, la guerra di ieri e la guerra di oggi, possiamo dirlo? Sono 2 cose diverse, come si può dire, non si possono paragonare. I morti di oggi sono morti di questa terribile infezione, questa malattia. Quasi fatalisticamente diciamo che non era, se non prevedibile, almeno non era affrontabile come lo stiamo affrontando adesso, ecco, agli inizi. Mentre quello che è avvenuto il 7 aprile del 1944 è stato un atto deliberativo, proprio che rientra nelle vicende di una guerra e quindi una reazione, come si può dire, strategica militare, che si inquadrava in un piano che si chiamava strangle, cioè strangolamento, per far sì che dall'Austria e dalla Germania non si rifornissero più le truppe tedesche attestate lungo la linea di Cassino. Quindi quello era un atto volontario che
che ha provocato in 5 minuti ha provocato oltre 1600 morti, compresi 216 bambini. Quindi sono cose che non si possono paragonare. L'unico paragone che possiamo fare è la sofferenza che si prolunga nel tempo per chi ha perso i propri cari nel 1944 e chi li ha persi in questo ultimo anno e mezzo di pandemia. La sofferenza è sempre un valore, un fatto universale dal quale trarre lezione in quello e in questo caso. È molto importante che anche i più giovani che adesso in questo periodo di gravi difficoltà riprendono ad andare a scuola, facciano memoria e abbiano la consapevolezza dei drammi vissuti dalle generazioni che li hanno preceduti, dai loro nonni soprattutto in questo caso. Queste le parole dello storico Sartor, che ha fatto, come avete sentito, un parallelismo, come ha fatto durante la Sacra Messa questa mattina il vescovo di Treviso, tra le vittime del bombardamento del 44 e le vittime di questa pandemia, vittime del Covid. Adesso vado a salutare il presidente di Umpli Veneto, Giovanni Folladora. Buongiorno Presidente, ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie. Allora Presidente, non so se ha avuto modo di vedere all'inizio della nostra diretta le immagini di una piazza dei Signori che si sta apprestando a celebrare questo 7 aprile, una piazza naturalmente con pochissime persone, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Le chiedo, questa estate sarà simile a questa piazza dei Signori vuota, quindi dovremo aspettarci le piazze dei nostri paesi, dei nostri comuni vuote, o la speranza delle Pro Loco è quello di poter riportare i cittadini nelle piazze, naturalmente con le misure di sicurezza, con tutte le attenzioni legate alla situazione, ma per tornare ad una normalità anche in questa estate 2021 che tutti sperano possa essere davvero l'estate della ripresa? Noi ci contiamo sinceramente e speriamo che avvenga. Ci stiamo attrezzando anche al riguardo, come abbiamo fatto già anche nell'estate scorsa, ma ancora con maggior spirito adesso e maggior voglia, perché noi siamo convinti che adesso, tra un po' di rallentamento, le vaccinazioni eccetera, si possa avere un'estate anche migliore rispetto a quella del 2020 e quindi poter svolgere almeno alcune attività che già stiamo parlando, come abbiamo fatto lo scorso anno, del teatro in piazza, del cinema all'aperto, ma anche delle manifestazioni tradizionali delle Pro Loco, molte che dovevano farle nella primavera, qualcuna l'ha fatta slittare verso luglio, nella speranza che poi a luglio ci sia una certa apertura al riguardo. E poi noi stiamo proprio programmando anche a livello nazionale la seconda domenica di luglio come giornata nazionale delle Pro Loco, una cosa che non è mai stata fatta o è stata fatta sempre sottotono, ma che quest'anno vorremmo dare grande evidenza e quindi proprio per chiamare la gente abbiamo fiducia in piazza con le regole, non si discute neanche su questo che ci saranno, ma per ravvivare le nostre comunità. Questo è l'appuntamento che noi vogliamo dare a tutti, anche perché quest'anno forse non tutti sanno che la tessera del socio Pro Loco delle Pro Loco italiane ha l'immagine delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene come territorio UNESCO, e quindi in quell'occasione là i 600.000 soci delle Pro Loco italiane si collegheranno tutti con noi, ovviamente non in presenza, ma in presenza saremo noi da tutte le piazze d'Italia per festeggiare assieme, per dare anche un segnale di ripresa
al Paese e a tutti noi. Ne abbiamo tutti bisogno. Presidente, le chiedo di restare un attimo in attesa, ho la pubblicità e poi ritorno a parlare con lei per capire che cosa è significato questo stop forzato per tutto l'ambiente che ruota intorno a questi eventi e alle Pro Loco. Allora, un attimo di pubblicità, Presidente, e poi ritorniamo con lei. A tra poco. Rieccoci in diretta. Presidente Folladora ci ha un po' elencato quelli che sono i programmi per questa estate 2021. Io le chiedo però di fare un passo indietro e di spiegare anche al pubblico che cosa è significato questo stop forzato per il mondo delle Pro Loco, ma anche per tutto quel mondo che ruota intorno agli eventi organizzati dalle Pro Loco. È stato un anno, ormai più di un anno pesante. È chiaro che bloccare tutte le attività, tutte le manifestazioni non è un danno solo, non è stato un danno solo per le associazioni che alla fine siamo volontari e quindi non è che abbiamo bisogno di altro, ma per tutte quelle attività che sono a corollario, tutti i fornitori delle manifestazioni che chiaramente ne hanno risentito in maniera forte. È chiaro che anche le Pro Loco su questo hanno patito. Noi abbiamo apprezzato anche adesso il fatto che almeno per la prima volta questo governo ha messo anche gli enti del terzo settore che svolgevano attività commerciali come possibili, diciamo così, delle piccole sovvenzioni, ma che almeno è il segno dell'attenzione. Però sicuramente noi che ci teniamo alle nostre comunità siamo molto vicini a chi questa pandemia l'ha subita nella maniera più forte, tutti gli esercizi commerciali, della ristorazione eccetera, e coi quali abbiamo stretto anche in questi mesi dei rapporti. La nostra intenzione è dar loro una mano per potersi riprendere, perché noi in qualche maniera come Pro Loco, a parte qualche situazione particolare in cui qualche Pro Loco aveva delle esposizioni economiche per lavori fatti e così via, in qualche maniera riusciamo ad andare avanti. E per questo che per esempio noi abbiamo Pro Loco che stanno programmando l'estate, promuovendo delle manifestazioni in cui coinvolgono in prima persona i ristoratori, proprio per dar loro una mano a tutti questi esercizi commerciali che hanno sofferto più di tutti in questa situazione, rinunciando magari a Pro Loco a fare le tradizionali piatti, proprio per invece invitare la gente a tornare a riempire i locali. Ed è un lavoro di animazione che facciamo in questo senso. L'altra grossa preoccupazione che abbiamo noi come Pro Loco, al di là degli aspetti economici, è il fatto dei volontari, delle persone vicine alle Pro Loco, che noi abbiamo paura che terminato questa pandemia non ce li troviamo più, perché ovviamente abituati ad altro e non sono più disponibili a lavorare per il proprio territorio, e su questo chiaramente abbiamo un po' di timore. Speriamo che le cose vadano nel verso giusto. Presidente, io devo salutarla già perché è arrivato il Presidente Zaia con 2 minuti d'anticipo, però le darei appuntamento a breve perché vorrei approfondire quello di cui ha parlato, il tema dei ristoratori e delle Pro Loco, perché credo sia un tema molto importante e sentito anche dai cittadini. Quindi io intanto la ringrazio, ma le do appuntamento a breve per ulteriori aggiornamenti. Grazie Presidente Umpli Veneto Folladora e a presto, buon lavoro. 56.000. Grazie a voi, grazie, buon lavoro. A lei, grazie. 52. A Marghera. Totale sono 8.608.000 tamponi. Positivi nelle ultime 24 ore 1.111, che rapportati ai 43.966 tamponi, devi fare una foto? Eccoli qua. Incidenza bassa, 2,537.
perché sono esattamente 1111 positivi su 43.966 tamponi, quasi 44.000, fa 2,53. Positivi dall'inizio, dal 21 febbraio, sono 391.000. I positivi invece ad oggi, vedete, calano ancora, sono 35.537. Vi ricordo che venerdì scorso erano 39.900. Di questi, ricordo sempre, metà non hanno sintomi, sono a casa ma non hanno sintomi, l'altra metà ha sintomi in maniera graduata, nel senso che, diciamo, c'è una differenza di sintomatologia dal paucisintomatico fino al grave, e ricordo che il 5-7% del totale dei positivi finisce in ospedale. Questo è un dato che fra l'altro si ripete un po' in tutti i paesi. Tanto è vero che noi ne abbiamo più o meno, avremo un 6%, 6, 12, 18, 6 per 5, 30, sì, un 6%, 6,5%. Ricoverati totali 2.298, più 11. Vi faccio notare che ancora i numeri negativi sui ricoveri non si vedono, e questo ci preoccupa sempre, perché bisogna vedere numeri negativi per cominciare a dire che ne stiamo uscendo. Sono così distribuiti i nostri ricoverati oggi: 1975 in area non critica, più 3, 323 in area critica, più 8. Ovviamente noi non togliamo i negativizzati, dopo il dottor Rosi vi darà un altro dato. Se all'area terapie intensive aggiungiamo quella non Covid, 264, vedete che oggi in totale in terapia intensiva in Veneto abbiamo 587 persone ricoverate, che se rapportiamo alle terapie intensive che avevamo prima del Covid, anzi nei primi mesi di Covid, noi avremmo almeno 100 persone a terra in questo momento che non avrebbero un letto, perché 587 noi avevamo 464. Totale dei morti, purtroppo un brutto dato oggi, più 67, ma è dato anche dal fatto che abbiamo avuto il blocco del sistema, come sapete, quindi non è un dato reale, però la contabilità continua a crescere, 10.837. 18.602 i dimessi. Allora, io direi due brevi considerazioni. L'infezione c'è e la vediamo qui, in ospedale ci si ricovera ancora. Lo vediamo dalle terapie intensive, che comunque sono la coda, diciamo la parte quasi finale, no? Diciamo che la parte finale totale è rappresentata dai decessi, che come abbiamo sempre detto sono la parte che calerà per ultima, perché prima c'è il contagio, poi c'è il blocco dei ricoveri, poi c'è il blocco delle terapie intensive ed infine quello dei morti. Quindi noi abbiamo dei dati macro, proiezioni, 0,96 di R con T da confermare e 168,4 di incidenza. Stiamo calando. Potremmo anche dire che abbiamo i dati da zona gialla in questo momento, perché siamo sotto l'1, quindi 0,96 è sotto l'1, quindi in teoria noi potremmo essere una zona gialla. Voi sapete che per legge non siamo zona gialla, perché all'Italia è stato attribuito il colore arancione o rosso fino al 30 aprile. Nel decreto c'è scritto salvo modifiche dettate da condizioni epidemiologiche particolari. Allora, noi abbiamo pressione ospedaliera, abbiamo delle realtà tipo Padova, l'azienda ospedaliera di Padova, l'azienda ospedaliera di Verona, Treviso che sta un po' crescendo, e in generale il Veneto non ha la curva flessa verso la discesa. Sto parlando di ricoveri, idem per le terapie intensive. C'è stata una fase di arresto di 3-4 giorni che si vede bene nelle nostre curve e poi ha ripreso. Allora, il tema è questo, il tema è che ne dobbiamo venire fuori, il tema è che dobbiamo arrivare al giro di boa e iniziare la discesa. Ormai un po' lo conosciamo questo Covid, no? Ci è abituato a queste curve che salgono, poi si stabilizzano e scendono.
non sappiamo quando raggiungeremo il plateau, abbiamo delle proiezioni. Di certo il mese d'aprile come si può dire, lo facciamo un po' tutto in trincea. Considerate che la pressione sui nostri ospedalieri è elevatissima, perché da un lato hanno i ricoverati, che fortunatamente non sono 3.400 come a dicembre, ma sono, come avete visto, 2.298, che non sono pochi, perché sono comunque più di quelli che avevamo a marzo, 2.068. E dall'altro abbiamo tutta la campagna vaccinale, perché voglio ricordarvi che anche oggi, nelle ultime 24 ore, abbiamo fatto 27.835 vaccini, dopo vi arriverà il bollettino, e abbiamo passato il milione di dosi, o ve l'avevamo già passato ieri, 1.031.426 dosi. Oggi abbiamo fatto una riunione con i direttori generali importante, è durata anche tanto, e abbiamo affrontato diversi problemi. Il primo problema però, cari signori, è dettato da quello che ci dirà EMA oggi rispetto ad AstraZeneca. Io sinceramente non sono fiducioso su soluzioni andate avanti tranquilli che non c'è problema, perché ormai si vede che c'è un riposizionamento un po' di tutti i paesi a livello internazionale rispetto a identificare dei target, diciamo, titolati all'uso dell'AstraZeneca e altri no. Ormai si capisce che il rischio concreto è che si tolgano tutti gli under 65, se non peggio che si possa arrivare anche a una sospensione. Allora noi abbiamo l'obbligo di rimetterci a quello che dice EMA, che è il tavolo di esperti che valuta questo vaccino. Allora, se prendiamo la soluzione, diciamo quella, la via tedesca per capirci, cioè li fai solo sopra i 65 anni, sembra quasi un assurdo, no? Prima dovevamo farli sotto i 55, dopo sotto i 65, adesso sopra i 65, mi metto anche nei panni dei cittadini, da cittadino dico, questi cosa che hai fatto? Cioè, che ha fatto AstraZeneca, cioè cosa hanno fatto? Cioè non si capisce, no? Però è pur vero che noi avremo già un paio di problemi, anzi tre. Uno che è quello della reputation di questo vaccino, perché a forza di andare avanti e indietro finisce che giustamente il cittadino qualche riserva se la fa anche se infondata, ma se la fa ed è umano che se la faccia. Due, abbiamo il problema del target, perché se tu me lo dai per gli over 65 significa che io ho tutto uno spettro di cittadinanza che non riuscirò mai a vaccinare con quello che era nato come il vaccino per i giovani, fra l'altro, i giovani fra virgolette, c'era un vaccino per un ampio target, perché dai 16 anni ai 65 anni c'è la fetta importante della popolazione. Magari oggi noi la viviamo poco, no? Perché oggi stiamo parlando degli over 80, degli over 70, ma fra un mese e mezzo siamo lì. Quindi lo scenario è che sotto i 65 c'è il rischio che utilizzeremo solo Moderna e Pfizer, che siccome dobbiamo utilizzarli anche per chi ha comorbidità o difficoltà sopra i 65 anni e per tutte le persone fragili, capite che facciamo le nozze con i fichi secchi, cioè abbiamo pochissimi vaccini a quel punto. Cioè nel momento in cui AstraZeneca scompare in questa maniera da un grande target di età e da un grande target di popolazione, perché può essere anche una popolazione diciamo più anziana, titolata, ma che non ha titolo perché ha altre malattie, altre comorbidità, capite che la campagna vaccinale rischia veramente un rallentamento non da poco. Ultimo aspetto, se passasse questo aspetto, voi capite che poi noi abbiamo un altro casino, che è quello di richiami. Cioè Mario Rossi che ha fatto l'AstraZeneca 3 mesi fa, il richiamo, se vogliamo i tedeschi, il richiamo lo facciamo sempre con Pfizer e Moderna. Cioè si passa Pfizer e Moderna, i tedeschi stanno facendo così. Cioè non potendo più fare il richiamo con AstraZeneca per i limiti di età, per l'utilizzo, passano ad altro vaccino. E ci sta. Ma vuol dire che ancora una volta Pfizer e Moderna avranno anche un ulteriore target del quale occuparsi, quindi tutti gli under 65, tutti gli over 65 con problemi, tutti i fragili, in più tutti i richiami di AstraZeneca che non si possono fare. Capite che se accade questo, a parità di forniture, noi faremo solo richiami? Cioè questa è una tragedia.
Però io dico sempre, noi dobbiamo rimetterci alle scelte tecniche dei medici, degli scienziati. Questa non è una scelta politica. Io non parteciperò mai, ma mai è stata fatta una riunione per decidere a chi fare il vaccino, che sia chiaro. EMA, AIFA, e noi facciamo quello che dicono, e questa è una scelta meramente tecnica. Però dico, nella migliore delle ipotesi, non è migliore delle ipotesi, l'ipotesi più accreditata che passi il modello tedesco di altri paesi, vedremo cosa deciderà EMA, e vorrà dire che noi dovremo utilizzare Pfizer e Moderna per tutti. Di fatto per tutti, avremo degli over 65 che non hanno problemi, che se lo faranno. I miei genitori hanno fatto AstraZeneca al primo giro e lo rifaranno, però ci sono altri, magari persone coetanee di 75-80 anni che hanno comorbidità, hanno altre patologie che non potranno farlo. Il Johnson sembra libero, però stiamo parlando di un vaccino che a metà, adesso il 16 di aprile dovrebbe arrivare, e stiamo parlando di un vaccino che avrà una fornitura di poca roba in aprile, ma veramente, diciamo, infinitesimale, o quasi, parlavo di 1 milione ad aprile, e dopodiché 6-7 milioni in maggio, ma nel frattempo noi aprile quella è la fornitura che abbiamo. Considerate che noi abbiamo una previsione di fornitura di vaccini per maggio, con AstraZeneca in pancia, di 1.090.000 dosi. Veneto, 1.090.000 dosi. Ma capite che se tu mi dai, come si può dire, la cartucciera piena, ma mi dici che puoi solo utilizzare munizioni di altro tipo, cioè, ho anche l'impressione che ne avremo in abbondanza di AstraZeneca alla fine, se accadrà questo. E questo è una grande preoccupazione, perché oggi noi abbiamo anche abbozzato delle idee per essere ancora più performanti, e le difficoltà ci sono perché noi dobbiamo avere stabilità di fornitura, e la stabilità passa anche attraverso l'attendibilità del vaccino, no? Il fatto che il vaccino, oltre ad arrivare in quantità, arrivi anche in qualità per le vaccinazioni. Voglio dire che questa mattina abbiamo parlato dei disabili, di tutti i disguidi che ci sono stati, che fra l'altro non sono simpatici. E sì, da un lato le liste dell'INPS, giustamente ringrazio il direttore Pone, con il quale ho anche parlato, che comunque è sempre a disposizione, hanno un'anzianità massima di 10 anni, sì, il comma 3, articolo 3, ma ci sono anche altri commi, però io ho fatto questo ragionamento ai direttori, ho detto adesso l'azienda zero verifica, io penso che se si riesce in via informatica, sempre per tornare alla pietra focaia, di dire io sono, cioè un cittadino che ha titolo, no? 104, entro nel sito, questo è il ragionamento che ho fatto, entro nel sito e mi dice lei non è riconosciuto come avente titolo. La finestra dice, però se pensa di essere di questa categoria, no, dia l'ok e ha l'obbligo di presentarsi con una certificazione al momento della vaccinazione. No, vogliamo modificare il sito. Stiamo verificando se si può fare. Questo ci permetterebbe fondamentalmente di far fissare tutti in via di autocertificazione. Se poi qualcuno dovesse fare il furbo, dire tanto non sa cosa nessuno, ci accorgiamo perché deve venire con una certificazione al momento della vaccinazione. Questa è la pietra focaia che ci risolve tutto il problema, perché noi per quanto aggiorniamo le liste ci sarà sempre qualcuno che ha un problema. Questa è un'idea sulla quale abbiamo detto di lavorare all'azienda zero con gli informatici per capire se riusciamo a venirne fuori. Ovvio che se riusciamo a farlo ne veniamo fuori, perché a quel punto se il tuo codice fiscale riconosce la tua disabilità ti fa entrare in picchiata, se no ti dice guarda non ti ho riconosciuto, ma se tu pensi di dover essere riconosciuto, clicca che ti impegni a portare la certificazione il giorno del vaccino e ti prenoto lo stesso. Solo per i disabili? Solo per le categorie, ma a questo punto è un modello che noi possiamo lanciare anche se dovessimo identificare in futuro altre categorie. In questo caso per i vulnerabili, chi ha le disabilità e l'esempio come può essere una disabilità che so degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, cioè con la 104 dell'INPS non ci arriva perché è del 2010 il dato più vecchio da quello che abbiamo noi. L'assessore
e con l'azienda zero sta anche lavorando con i medici di base, poi vi dirà per ragionare liste. Però io penso che il metodo più semplice sia quello anche di fidarsi del cittadino. Io non penso che uno debba rubare un posto facendo finta di avere una disabilità, perché comunque, come magari ci inventiamo un sistema che suoniamo un campanello se qualcuno ha fatto il furbo, così lo vedono tutti, no? Non so, facciamo qualcosa così di anche un po' simpatico nei centri vaccinali. Ma per dire cosa? Per dire che i disabili devono avere la precedenza. Se poi non vengono riconosciuti, il sistema deve riuscire ad essere forzato. Ci sarà una spunta che tu devi fare in cui ti assumi la responsabilità, e l'idea è questa: nella tua prenotazione ci sarà scritto in caratteri cubitali, devi presentarti con una certificazione che attesta la tua disabilità, che sarà un certificato, sarà qualcosa che uno a casa immagino ce l'ha. Comunque noi abbiamo anche dei terminali in loco per eventuali verifiche se succede qualcosa, perché poi a quel punto, quando abbiamo il paziente davanti, sappiamo la sua storia sanitaria, vediamo subito, poi c'è sempre il buon senso. Questo potrebbe risolverci il 99,9% dei problemi. Occhio che non vi ho detto che faremo così, abbiamo dato mandato all'azienda zero di chiamare subito gli informatici e capire se riusciamo a inserire il sistema. Io spero che domani riusciamo a confermarvi se si riesce a trovare una soluzione. E quindi anche questo per ringraziarvi, perché voi avete posto giustamente una questione che non è irrilevante. Basta, io passerei la parola per le domande, penso che ce ne siano abbastanza anche oggi, appena ne abbiamo abbastanza. Poi subito qualcun altro che si prenota? Danzà e Albino. Buongiorno Presidente, è proprio una cosa che mi è venuta in mente adesso ascoltando. Lei ha detto non sappiamo quando arriveremo al plateau, però ha detto abbiamo delle proiezioni, per cui la domanda sorge spontanea: cosa dicono le proiezioni? Dicono che bisogna lavarsi le mani spesso, portare la mascherina e evitare gli assembramenti. Guardate che l'assembramento è la coda al supermercato. Quando parlo, è un appello che faccio ai pensionati: è inutile andare a fare la spesa alle 11 del mattino o a mezzogiorno, quando sono anche i lavoratori che tornano e di corsa a fare la spesa. Ma scegliamoci gli orari. Se devi andare a tagliarti i capelli, sta andare al sabato e pretende di farlo anche alle 11, ma è probabile che trovi anche qualcun altro. Ci sono degli accorgimenti. E poi guardate, noi abbiamo storie di contagi che nascono dai contagi familiari tra non conviventi, i genitori che vanno a trovare i figli che vanno a trovare i genitori, nipotini che vanno a trovare i nonni. Allora, bisogna portare la mascherina in quelle case, c'è niente da fare, non c'è nulla da fare, perché poi il contagio si traduce in quello che vedete, insomma 63 decessi anche oggi, non mi sembra, al di là che siano dati anche un po' anomali, però insomma i morti ce li abbiamo, quindi non tutti fanno il percorso netto. Dopo stiamo elaborando un lavoro sulla mortalità interessante, ma che vi porteremo con calma, perché è un'elaborazione che parte da un presupposto: mortalità, decesso Covid. Però sapete che c'è sempre stato quel discorso, dicevamo, abbiamo dovuto caricare tutti. Allora abbiamo posto una questione: quanti sono stati caricati? Allora, se noi facevamo, anzi non se, siccome facevamo e facciamo il tampone ogni 4 giorni in casa di riposo, è inevitabile che tutti i positivi che morivano anche per altri motivi andavano caricati per legge come pazienti Covid. Allora c'è un bello studio da fare, e ci stiamo lavorando, di vedere la correlazione tra le mortalità e il numero di tamponi anche che si facevano tra regioni. Questo è un vero studio da fare, che non è proprio banale. Sì, lo stiamo facendo noi, ci metteremo un po', ma lo stiamo facendo e vogliamo farlo bene, perché avendo i tamponi, avendo le mortalità e tutto, si intrecciano anche questi dati. E questo è un dato che secondo me lo dovrebbe fare anche l'Istituto Superiore di Sanità. Tu prendi le mortalità medie degli ultimi 10 anni per ogni regione ad anno, calcoli il delta, e su quel delta fai anche dei calcoli statistici in base a quanti test sono stati fatti, perché per dire che sono morti Covid bisogna che qualcuno abbia fatto anche un test a quei pazienti, no? È semplicemente per guardare in faccia la realtà con i numeri giusti. Bene, meno 4.
No, c'era l'Alda e... Allora c'è Alda, Salmaso, Prigioni e chi altri? Curzio e Radio Wellness. No. Buongiorno. E Radio Wellness. Ma voi la radio non ce l'avete in una palestra? In una spa, una roba del genere? Non è che scopriamo che avete la radio in una spa. E dov'è che ha sede? Sorrentino, vicino a Padova. Vicino a Padova? Buongiorno Presidente. Magari un giorno diamo anche la frequenza un giorno, no? Siete sempre qua a seguirci. Un giorno magari portaci a frequenza e diciamo per... web. Si scrive Radio Wellness. Perfetto. Radio Wellness. Prego Aldo. Intanto fa piacere che stiate cercando di risolvere il problema dei disabili, perché effettivamente sono tante persone e il fatto che dal punto di vista digitale, tecnologico, informatico non si riesca a venirne fuori aumenta l'ansia, quindi fa piacere che le nostre sollecitazioni, come lei riconosceva, siano servite e vedremo domani se darete questa risposta ulteriore. Per quanto riguarda i vaccini invece, tutto ovviamente è subordinato alla decisione oggi di EMA. Con i direttori generali, quindi avete rinviato eventualmente a domani il cosiddetto piano B? Cosa facciamo a seconda di quello che succederà con Astra? Allora, intanto i direttori generali hanno sempre come mission, come si dice, ripulire il magazzino. Noi non vogliamo, perché io diciamo tutti i giorni, non vogliamo, e lo stanno facendo bene, cioè viaggiamo sui 25-30 mila al giorno. Se considerate gli invii, oggi questa mattina avevamo 228.000 vaccini. Quanti abbiamo stamattina? Stamattina abbiamo aperto con 228.000 e qualcosa. Capite che se viaggi a 30.000 al giorno con un po' cioè noi non abbiamo un magazzino, c'è quello prudenziale per non evitare figuracce, però il rischio è che si vada veramente solo a richiami. Cioè ragazzi, io voglio essere chiaro, è inutile che poi chiamare tutte le redazioni e scrivere nessuno, è inutile che ne prenotiamo per fare nuove vaccinazioni se non abbiamo i vaccini neanche per i richiami. Ed è una tragedia, perché se abbiamo capito che col vaccino ne veniamo fuori velocemente da sta roba. Invece per quanto riguarda Presidente l'R-Conti che è sceso cosa che non è possibile perché il decreto legge prevede solo l'arancio e il rosso come diceva lei, però potremmo essere in fascia gialla e quindi questo ci esclude il rosso venerdì, visto che quelli sono i due parametri. Però voi giovedì, ne parlavamo ieri, avete l'incontro con il Premier. Stante appunto l'abbassamento della situazione epidemiologica in Veneto, che non è finita, chiederete qualcosa di specifico per le regioni che stanno andando bene? Allora, per dire andare bene bisogna avere gli ospedali vuoti. Non passi mai l'idea che il sottoscritto o noi abbiamo sostenuto che non c'era problema. Noi abbiamo 2.300 persone in ospedale, che non è una roba normale. Ormai col Covid siamo abituati a tutto. Quindi, secondo me, una gradualità di approccio si può affrontare. Vedremo anche cosa accadrà con le scuole. Altro aspetto che non possiamo trascurare, perché l'aver aperto tutte le scuole di ordine e grado, comunque qualche focolaio ce lo fa portare a casa, sempre per l'ottica del focolaio familiare, eccetera. Quindi la gradualità, dopo cercheremo di capire anche quali saranno le proposte del governo, visto e considerato che è lo stesso governo che dice se i dati migliorano si può valutare. Considerate che dall'altra parte non abbiamo i francesi che si sono dati 4 settimane di lockdown ancora, cioè la Francia di zona rossa, e c'è che ne dobbiamo venire fuori velocemente, questo è poco ma sicuro. Andiamo con Albino Salmaso. Buongiorno Presidente, le volevo chiedere. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda appunto le categorie, definiamole così, fragili o protette, e qui l'elenco del Ministero è molto dettagliato, allora riguarda solo i disabili perché ci sono, se uno dovesse vedere le categorie di elevata fragilità, ci sono poi 13 sotto categorie, ecco scusi il gioco di parole, si parla di malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche,
diabete, fibrosi cistica, insufficienza renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche, malattie vascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido di cellule staminali, emopoteiche, grave obesità e HIV. Ecco, questo è quanto prevede il decreto del Ministero della Salute, che voi avete recepito e che avete poi messo in tabella e di cui noi abbiamo dato conto. Ecco, allora l'eventuale cambio di prenotazione riguarda tutta questa infilata di soggetti o soltanto una? Allora, questi sono tutti, compresi i disabili, considerati soggetti fragili, vulnerabili, che hanno priorità. Sui disabili si è creata questo problema perché è citato proprio nell'elenco nazionale recepito a livello regionale, che sono i gravemente disabili, che sarebbero quelli 104 articolo 3,3, e quindi INPS, oltre al fatto che non va indietro con chiaramente oltre i 10 anni e quant'altro, insomma, non ha tutti gli altri disabili che in questi giorni hanno cercato di prenotarsi. Allora noi stiamo parallelamente cercando di trovare questa soluzione, come diceva il Presidente, per la categoria dei disabili oltre i gravemente disabili, che sono quelli che vengono citati. Per tutte le altre patologie che sono inserite, noi abbiamo estrapolato tramite il SER, il Servizio Epidemiologico Regionale, i vari codici di esenzione, e sono stati caricati. Anche qua ci sono però sicuramente delle situazioni che il SER, perché aveva i dati 2019, quindi ci mancano i dati aggiornati 2020, ci possono essere delle persone che non sono state caricate e quindi oggi provano perché hanno un problema respiratorio ma non rientrano perché non sono stati identificati dal SER, che invece avrebbero diritto a appartenere a questa categoria. Allora noi con i medici di medicina generale, ho fatto un incontro anche stamattina. Cosa stiamo facendo? Forniremo ai medici, lo stanno già fornendo, tutti i dati, gli elenchi che noi abbiamo dato, cercheremo di fare un incrocio, loro ci aiutano a fare un incrocio di dati, in modo da quei soggetti che sono rimasti fuori che vengano contattati. Vi faccio un esempio: l'USL Berica lo ha già fatto, nel senso che ha preso gli elenchi che abbiamo dato noi, quindi fragili e disabili, tramite le sue strutture che si occupano di disabilità o di altro, i medici di medicina generale hanno messo insieme gli elenchi, sono risultati che ci sono 1700, 1600, 1700 persone che non erano inserite tra disabili e soggetti fragili. Quindi stiamo cercando di ricostruire in questo modo anche tutta quella platea. Ho capito, va bene, grazie. Ecco, prego. Posso? Sì, assolutamente. Quindi solo i disabili, legge 104, articolo 3,3, ci sarà il lavoro di cui parlava il Presidente. Di aggiornamento domani. Sì, quello No, apriamo alle categorie, ma partendo da questi, ma comunque poi lo utilizziamo per tutti quelli che hanno difficoltà, che sono il diabetico, che in teoria dovrebbe essere in una lista, perché poi vedete che facciamo finta di essere come si può dire, alla super avanguardia. Noi abbiamo un modello, organizzativo della sanità che non era stato pensato per una vaccinazione di massa, quindi i nostri elenchi hanno sicuramente delle pulizie interne che devono essere fatte, o piuttosto che degli aggiornamenti. Ovvio che adesso io penso che sia inutile star lì a mettere in fila tutto, facciamo in modo che adesso si vaccini. A presentare solo per dire, ma questo ce lo direte domani, quando il mandato domani chiamiamo l'azienda zero, ci dirà chiaramente, in modo che uno, se è solo tra virgolette 104 articolo 3,3, dice allora trovo il pulsante, premo ok. Se invece sarà esteso anche alle altre persone, ce lo direte domani, immagino. Sì, ma comunque stabilite le categorie da vaccinare, evitiamo che uno ci dica ma io sono di quella categoria ma non entro, se ci va d'ufficio. L'importante è che si presenti al centro vaccinale il giorno dell'appuntamento con qualcosa in mano. No, appunto, scusi, a proposito di servizi informatici, Presidente, le volevo fare una domanda che riguarda appunto il funzionamento e il sistema degli appalti, ecco, se è possibile. Gliela rivolgo io perché ieri alcuni consiglieri dell'opposizione hanno depositato appunto un'interrogazione in cui chiedono a lei e alla Giunta di spiegare nei dettagli le modalità di affidamento degli incarichi a una società, e questa è una società molto nota, nata a Padova, è Engineering, ma al di là del nome, insomma, questa è incappata in una vicenda per cui
è inserita nella lista dell'ANAC, anche se questo non è titolo di esclusione dagli appalti, lo abbiamo spiegato in maniera molto dettagliata. In ogni caso qui appunto quello che questi consiglieri scrivono nell'interrogazione è capire come mai questi appalti vengono dati in regime di proroga, visto che si tratta di importi rilevanti e soprattutto credo, almeno per quanto mi riguarda, sarebbe importante capire se la gestione dei servizi informatici è in house come regione o se invece siete ovviamente costretti per diversi motivi a rivolgervi a società esterne. Ecco, se ci può dare... No, guarda, non ne so nulla di questo, anche perché è un fatto meramente tecnico, devono rispondere i dirigenti. Chi è il dirigente di competenza rispetto a questo? Azienda zero, quindi domani facciamo in modo di invitare il dottor Tognolo con l'ingegner Giobelli, in modo tale che ci darà la risposta rispetto, se ci sta ascoltando, così lo invitiamo d'ufficio, la risposta rispetto a questa nuova formulazione per le prenotazioni e anche questa vicenda di engineering che io sinceramente non conosco. D'accordo, bene. Per quanto riguarda invece i vaccini, è stabilito che AstraZeneca è un rischio sotto tutti i punti di vista, come approvvigionamento e come somministrazione. A noi risulta appunto che lei, come abbiamo scritto, come hanno scritto i miei colleghi, abbia mandato una lettera al Premier Draghi chiedendo di aprire altri fronti per quanto riguarda lo Sputnik. Ecco, ci sono novità sotto questo? No. Perché ecco, il professor Palun le ha spiegato con quali tempi eventualmente l'AIFA e l'AIMA potranno dare una risposta definitiva sulla validazione dello Sputnik per quanto riguarda appunto l'Europa, perché se arriva fra 4, 5, 6 mesi campa a cavallo, insomma. No, decisamente no, perché l'autorizzazione deve essere prima EMA e poi AIFA. Io parto da un presupposto che, come abbiamo fatto per i dispositivi e le diagnostiche, quando si è deciso che tutti i dispositivi e le diagnostiche approvate in uno dei paesi del G8 quell'approvazione valeva anche per l'Italia, direi anche per i vaccini, se avessimo corso un po' di più non sarebbe stato male. È vero che Sputnik ancora non so se ha presentato per la validazione o altro, però vorrei ricordare che ci sono dei vaccini tipo Johnson & Johnson piuttosto che Pfizer o anche altre realtà, negli Stati Uniti c'è Novavax e altro, autorizzati, che nel momento in cui li autorizza l'FDA americana non capisco per quale motivo noi dobbiamo stare lì a perdere un altro mese e mezzo con Europa e con tutte le procedure. Per quanto riguarda lo Sputnik non c'è nessuna notizia. Secondo me i vaccini devono avere una scelta scientifica, non ideologica, e ho l'impressione che qui ci sia anche una posizione ideologica su alcuni vaccini, anche su quello cinese confermo, certo, questo sì, che è stato praticato a 140 milioni di cittadini. E stanno tutti bene. Bene, l'ultima domanda, poi lascio la parola ai quasi colleghi. Tutti. Certo, sì. Bisogna sempre dire quasi. Loro se la sono cavata prima di noi, in tempi rapidissimi. Bene, oggi Presidente, la Commissione Giustizia al Senato dovrebbe decidere quando inserire nel calendario appunto dei lavori al Senato la discussione della legge contro l'omofobia e la misoginia e le violenze contro i disabili. Alla Camera questa legge è passata in tempi molto rapidi con una vasta maggioranza. Però mi pare che ci sia, come dire, una forma di giusto anche cautela e timore da parte della Lega, che invece sta facendo al Senato, sta tirando il freno. Ecco, qual è il suo punto di vista su questo argomento che è estremamente importante, insomma, visto che con questa legge si vanno a tutelare alcune categorie molto deboli da reati d'odio contro le persone? Ma guarda, io penso una cosa, intanto non ho letta questa PDL, non ho avuto modo di leggerlo. 2, vedo che c'è un dibattito trasversale, non coinvolge solo la Lega questo dibattito, è a 360 gradi. 3, penso che il principio della civile convivenza sia sempre lo stesso, la tua libertà finisce dove inizia la mia e ci voglia sempre il rispetto di mezzo, no? Immagino che questo provvedimento prima o poi verrà calendarizzato e verrà trattato, troveranno la miglior formula. Penso che non ci sia, come si può dire, penso che non ci sia nessuno che voglia negare l'evidenza, no? Certo. Dopodiché ci saranno delle sfumature giuridiche a tutela appunto del pensiero
che verranno valutate, ma ripeto, non ho seguito fino in fondo il dibattito, ho letto anch'io qualche articolo di giornale sinceramente. Però mi pare che lei non si opponga in linea di principio, ho capito male. Ma nessuno si oppone in linea di principio. No, c'è chi dice che è una legge inutile perché esiste già un codice penale che... Guarda, io non ho verificato queste cose, non sono in grado di dirlo, dico semplicemente che non... torno a quello che ho detto prima, le libertà devono essere garantite a tutti, dopodiché non mi sto occupando di questo progetto di legge e non so quale sia poi lo sviluppo dei ragionamenti, cioè, ne ho già tanto da qui. Lei immagina, grazie. Prego. Antonella Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno. Quanto potrebbe incidere in percentuale un eventuale blocco di AstraZeneca sulle forniture previste di vaccini per il Veneto? No, guardate, noi abbiamo un buco del 50%. Grazie. Più o meno. Cioè nel senso che ecco, anche la fornitura, a meno che non ci sia un blocco, ma restasse anche la fornitura con limitazioni, è come se noi avessimo un taglio del 50% per l'efficienza che potremmo esprimere, no? Cioè avremo il vaccino ma non avrà più la potenza di fuoco di prima. Cioè, oggi lo possiamo somministrare dai 16 anni ai 111 anni AstraZeneca, vi ricordo, in via teorica. A domani vedremo, stasera anzi, ci sarà il verdetto oggi, hanno detto, alle 4. Curzio. Curzio Pettenoi per Radio Wellness. Bonnet, avevi domande? No. E c'è la Cristina Giacomo. Cristina, scusa, prima avevi detto no. Okay. Presidente, tornando ai vaccini, appunto, con l'incontro con le direzioni delle aziende sanitarie venete, perciò si va ad una cabina, quello che viene richiesto anche da alcuni, una cabina di regia unica diversa rispetto a quanto è stato fino adesso il rapporto sul piano vaccinazioni, che era in carico ogni ULSS o rimane il carico ogni ULSS? Cioè, qual è il rapporto che ci sarà anche nel confronto che avete avuto oggi con le varie direzioni delle ULSS? Ma il confronto è quotidiano, il rapporto è di team, si lavora in squadra e poi ogni ULSS tara le linee guida regionali in base alle esigenze del territorio, ma il lavoro è di squadra. Cioè, è appunto su questa tara che sono sorti anche dei problemi, che qualcuno dice che ci sono state, sto parlando del passato, delle priorità che non sono state rispettate o che qualcuno è stato avvantaggiato, c'erano scelte diversificate che hanno creato polemiche, lei lo sa. Ma io direi che quello che è fuori dalla consuetudine magari molto spesso è nato dalla disponibilità di vaccini, dal fatto che magari ci sono dei limiti di età, perché tutti si sono dimenticati che con AstraZeneca si poteva vaccinare solo gli under 55, quindi inutile adesso andare a cercare quelli che hanno meno di 55 anni e dire che non ne hanno 80, perché se andate avanti un mese a vaccinare under 55 o a fissare appuntamenti. Ma di certo il Veneto non è in prima fila per aver vaccinato categorie non consone. Ovviamente avremo anche noi i nostri, i nostri casi anomali, però poi sono le singole ULSS che decidono. Penso al fatto dell'abbandono di 1000 AstraZeneca quel sabato famoso, dove il direttore generale di Treviso è andato a cercare persone per vaccinare. Adesso se qualcuno va a beccare qualche sindaco, qualche consigliere che hanno vaccinato quel giorno, qualche giornalista come è accaduto, cioè non è che uno può dire è una categoria anomala, ci hanno evitato uno spreco di 1000 dosi un sabato pomeriggio. Adesso a questo punto, con le dosi che avete, al di là appunto del punto interrogativo su AstraZeneca, se avete creato un piano o c'è un piano B, o com'è la situazione operativa dei vaccini, delle dosi a disposizione in questo periodo? Ma che siamo intanto già tirati, perché avendo vaccinato tanto adesso il peso delle seconde dosi, dei richiami sarà sempre più importante. Se AstraZeneca avrà anche un rallentamento e una limitazione nelle somministrazioni, c'è grande rischio che per il prossimo mese si vada solo alla seconda dosi. E per quanto riguarda per chi prenota in piattaforma, che succede adesso nella piattaforma di prenotazione regionale? Cioè adesso si attendono le forniture per poter accedere alla piattaforma, che succede?
uno che vuole accedere per ora non può avere risposte precise? Questi giorni ovviamente si va avanti navigando a vista nelle prenotazioni, quindi giustamente i cittadini dicono ma io non riesco a prenotarmi perché sono piccoli slot, poche date contingentate in virtù del fatto che non abbiamo vaccini. Se si raggiunge una stabilità di quantità che ci forniscono, butteremo il cuore oltre l'ostacolo e tenteremo di spalmare queste prenotazioni in agenda, però oggi non siamo in grado di farlo. Nell'incontro che è previsto Regioni e Governo, il piano vaccinazioni è uno dei temi che verrà posto, chiedete delle garanzie maggiori da parte di tutte le regioni, ci sono diversità tra regioni sulle richieste? No, noi non ci siamo ancora incontrati, ci incontreremo come governatori alle 14 di domani, prima della riunione delle 17, però è pur vero che il tema dei vaccini sarà uno dei temi cogenti, alla luce del fatto che questa sera, fra l'altro, EMA si esprimerà su AstraZeneca. Grazie. Prego. Radio Wellness. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, siccome i miei colleghi hanno praticamente fatto tutte le domande che mi ero segnato anch'io, allora insisto comunque su un punto. Si è parlato molto di geopolitica dei vaccini in queste settimane, in questi mesi. E a maggior ragione adesso che c'è il rischio che l'AstraZeneca possa essere ritirato, lei crede che sia giusto, come ha lasciato intendere anche il Presidente del Consiglio, che si rinunci a un vaccino, tanto per capirci, allo Sputnik, per ragioni di alleanza e di geopolitica? Questa è tanto la prima domanda. Ma no, io penso una cosa, che i vaccini non hanno geopolitica, non devono avere retaggi culturali. I vaccini sono delle produzioni, diciamo, della medicina, sono dei farmaci e mi chiedo, se mai ci chiediamo da dove viene un farmaco che ci salva la vita, un chemioterapico, un farmaco in generale, ce lo poniamo con i vaccini. L'altra cosa che le chiedo, visto un discorso più generale, di politica generale, visto la presenza della Lega nel governo, lei si aspetta che ci sarà una richiesta di cambiamento al Presidente del Consiglio, al governo, nella politica, nella gestione dell'immigrazione, anche alla luce della visita del Presidente del Consiglio in Libia? Ma guarda, noi, come si può dire, nel nostro motore di ricerca viene sempre fuori questo tema, no? Anche da parte vostra. Oggi non so quale sia il grado e lo stato di interlocuzione con il Presidente del Consiglio su questi temi. Per noi resta comunque un tema centrale, però non so, guardate, io mi occupo di Veneto. Ok, grazie. Prego. Cristina Giacomuzzo. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Bisogna aspettare alle 16 per capire AstraZeneca e che cosa succederà dopo. La domanda è: quante però sono state le defezioni già che avete registrato per questo tipo di vaccino? Ma no, si sta vaccinando, ce ne sono, perché poi c'è chi arriva informato da internet, dai social, da informazioni in generale, c'è anche chi viene solo a dirci che non vuole vaccinarsi, poteva stare a casa e non si fa perdere tempo con nessun vaccino. A parte il picco di Treviso delle 1100. No, non siamo più a quei livelli. Così rilevanti. Vi dirò una cosa, che se è grandissimo l'accesso libero e scrivessimo oggi, come nel menù, no, fuori dalla trattoria, oggi AstraZeneca, ci sarebbe la coda davanti, Il problema è che a volte cioè colui che fissa e viene convocato magari capita qualcuno che ha qualche desiderata, definiamolo così, volevo dire pretesa, però è il medico che decide, la figura del medico è centrale, fa un'anamnesi e decide il vaccino in base alle direttive, punto, non lo possiamo decidere noi. Riporto un feedback dall'USL Vicentina mia. Allora, posto che arrivano anche tanti ringraziamenti perché in fiera a Vicenza sta funzionando tutto bene, sono veloci, sono bravi, c'è chi, c'è scritto stamattina, si è ritrovato con la mamma, ha preso appuntamento dal portale, la mamma di 86 anni non è stata vaccinata perché gli è stato detto che in giornata verranno vaccinati solo le persone che hanno ricevuto la lettera. Questo signore che ha prenotato la mamma di 86 anni tramite portale perché non aveva ricevuto la lettera non è stata quindi vaccinata. Domanda: è un caso isolato?
È un caso senza senso. Feedback? È un caso senza senso, dateci il nome di questa signora. Perché no? No, Presidente, secondo me è arrivato anche a me, ho già girato 10 minuti fa la segnalazione al direttore Bonavina per capire. Sì, per capire un po' questa cosa, vedremo. Sì, però è strano, cioè se una persona si prenota vuol dire che era previsto che c'era un vaccino da poter inoculare. Quindi facciamo così, verifichiamo e dopo lo diciamo qui qual è il motivo. Certo, d'accordo. Altra cosa, mi chiedevano se è possibile sapere quanti sono gli over 70 che non hanno ancora ricevuto il vaccino. Over 70 o 80? 70. Guardate, sono 495.000 gli over 70 in Veneto. Io penso che avremmo fatto un 10%, una roba del genere, 15. 20, non so. Un po' di più, per la maggior parte lo stanno facendo gli MMG. Gli MMG stanno facendo AstraZeneca over 70 e 79. Sì. Però noi abbiamo un'adesione, almeno parlavo oggi, di circa oggi il 60% degli MMG, tutte le medicine di gruppo sono partite, stanno partendo anche i singoli. 30%. Anzi, esattamente copertura con una dose 26,7 su 494.000. Ancora da vaccinare sono 351.000. Allora, la popolazione è 394.443, 94.443. Ancora da vaccinare 351.318. No, allora 494. Prego? No, avrò sbagliato. 394 la popolazione totale. 4,94 la popolazione totale. Ancora da vaccinare 3,51. Ok. Quindi vuol dire 26,7. Ultima cosa, Presidente. Grazie. Cicli completati 10.971. Quindi siamo ancora alle prime vaccinazioni. Con gli MMG che quindi partiranno sempre più a regime. Gli MMG stanno facendo un gran lavoro, anche loro. Motore al minimo, freno a mano tirato, prima ridotta, fanno tempo anche a scendere, a farsi una passeggiata, la macchina è ancora lì, perché non abbiamo vaccini. Certo. L'ultima cosa, stamattina sono tornati a scuola i ragazzi, sì. Feedback sul TPL e quando partiranno i progetti sulle scuole Sentinella e i due progetti che avevate organizzato. Sì, ne abbiamo parlato della scuola Sentinella, fra l'altro ho detto alla dottoressa Russo di valutare, siccome guardate esiste già in molti paesi l'autosomministrazione, cioè fai da te, adesso c'è anche la possibilità di avere il salivare fai da te, cioè quindi prego. No, la volevo chiedere poi se aveva avuto feedback su disagi specifici. Ho sentito la vicepresidente De Berti, sembra che addirittura che in qualche linea si sia sovradimensionato il trasporto, tanto è vero che abbiamo avuto un sacco di autobus vuoti. Poi ci sarà sempre, come si dice sempre, la pianta che cade fa più rumore della foresta che cresce. La foto del giorno domani con il pullman pieno e dopo tutti gli altri 98% dei pullman vuoti nessuno li segnala. Se tu pensi, abbiamo visto foto di code di Vicenza sui quotidiani delle famose code una settimana fa, 10 giorni fa ai centri di vaccinazione. Penso a Trissino. A Trissino adesso è una roba, un orologio svizzero, cioè una perfezione che è unica, però nessuno ne parla. No, Presidente, l'abbiamo appena detto poco fa che ci sono anche i feedback positivi che ci arrivano e che li ho riportato brevemente. Allora, fate una bella apertura domani, grazie. Non basta dirlo. No, ma guarda che non c'è. Noi siamo abituati ormai a tutto, siamo come i reduci del Vietnam. Però giustamente diciamo, lo dico a tutti, se riusciamo, perché sono 1.300 persone che lavorano nei centri vaccinali. Posso andare? No, ancora un Salmaso e poi Bonet che chiude e anche una Vanzano. Prego. Vediamo la parola. No, approfitto dei test salivali. Presidente, lei ha sempre tanti impegni, non so se ha avuto tempo e modo di leggere la lettera che pubblichiamo oggi sul giornale a firma del professor Mario Prevani, che è direttore del Dipartimento dell'azienda integrata, appunto, in cui adesso gliela sintetizzo. In sostanza, in vista della nomina del nuovo responsabile delle microbiologie dopo
non so come definirlo, il passaggio di mano del dottor Rigoli, appunto lui interviene spiegando che il laboratorio di medicina dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova ha messo a disposizione con i colleghi i test sul campione salivare con programmi di screening in sostituzione e affiancamento del tampone nasofaringeo. Visto il successo del programma di controllo iniziato ad ottobre e tuttora in corso, si ritiene che l'esperienza maturata con la ricerca molecolare e dell'antigene non rapido del virus responsabile della pandemia da Covid-19 possa essere ulteriormente estesa in altri ambiti. In sostanza lui chiede che l'università e appunto questo laboratorio venga coinvolto a pieno titolo dalla Regione Veneto all'interno di questo programma di riorganizzazione dei reparti di microbiologia. Ecco, cosa si sente di dire a questo? Ma cosa, l'intervista? No, è una lettera che lui ha mandato. Spero l'abbia mandata anche a noi. In cui lancia questo appello, non c'è nulla di polemico. Ma che senso ha mandare una lettera a voi se parliamo quotidianamente col professor Plebani? Beh, insomma, abbiamo presentato qui il progetto. Avrà avuto, non so, ma i giornali esistono anche per rendere pubblico. È un problema che non esiste. Il professor Plebani abbiamo un ottimo rapporto. Sì, ma nessuno non dice che è pessimo il rapporto. No, ma non capisco, vorrei leggere la lettera perché forse dice un'altra roba. Non abbiamo nessun problema, ha fatto un grande lavoro sui salivari, ti ricordo che hai letto anche te molecolari, non stiamo parlando di test rapidi. Sì, appunto. E quindi bisogna andare in laboratorio, ma è assolutamente della partita professor Plebani, non capisco il senso della lettera, andrò a leggerla. Vabbè, ma non era nel senso è come se l'assessore Lanzarini mandasse la lettera a voi e dice io vorrei fare l'assessore alla sanità, mi dico ma scusa. Leggila bene, va la lettera. Ma no, l'ho letta correttamente. Avrà un oggetto la lettera? Soggetto riguarda la nuova guida delle microbiologie. Cosa dice? Vuole che la legga tutta? Sì. Cioè, andiamo alla sintesi, la collaborazione dopo scoprimono le lettere del tuo giornale. Non comporta altresì alcuna sostituzione e affiancamento dei colleghi, così come invece ma conferma la necessità che l'Università di Padova, la Regione Veneto, i laboratori clinici delle aziende operino in maniera coordinata ed integrata, tutto qui. Cioè, quindi, ma non ha detto che no, ma io è già della partita professor Plebani. Questo è evidente, volevo solo chiederle a che punto è appunto tutto il lavoro dei test salivari, se può essere anche questo affiancato. Lo sta facendo il professore per il lavoro. Noi abbiamo testato, anzi loro hanno testato, abbiamo fatto qui la presentazione al professore, i docenti dell'università, però stiamo parlando di un ambito nel quale stiamo parlando di un test non invasivo. Allora nasceva perché c'era il tampone nasofaringeo, adesso c'è il nasale, fossa nasale, quindi meno invasivo, e quindi si è parlato di questo. Il professor Plebani ha fatto tutto lo studio per validarlo. Però se noi dobbiamo pensare alle scuole dobbiamo fare una roba che sia anche rapida, Perfetto, e siccome sul mercato esistono anche, so che va sempre a venire l'orticaria, i test rapidi salivari, so che il professor Plebani neanche provati li conosce, chiedete a lui se funzionano o no, magari lo scopriamo fra 6 mesi che muoiono tutti per i test salivari. No, comunque insomma questa cosa mi pare non si possa estendere. Secondo me anche sì, ma il professore che se lo deve dire. Perfetto, va bene. Considerate che però è sempre un fatto organizzativo, perché un discorso è fare una ricerca scientifica, un discorso è mettere in piedi 14 microbiologie che mettono su una PCR per la ricerca dell'antigene direttamente in laboratori, cioè bisogna vedere come funziona, cosa costa, non ve lo so dire questo, non è roba al quale posso rispondere. Va bene, grazie. Bonet e poi Vanzano. Sì, Presidente, 3 domande rapidissime. Buongiorno. La prima, le badanti under 65 rientrano in qualche categoria di priorità, nel senso che alcune sono state vaccinate come accompagnatrici dell'anziano? No, vedo l'assessore che fa no. No, rientrano nella categoria dei caregiver. No. Presidente, i caregiver ci sono solo per i disabili e per... sì, ma se fanno i badanti da un disabile? Sì, ma se sono tipo un anziano non sono... degli anziani adesso? Non sono contemplati. No, avevo capito... Quindi non sono contemplate, vanno per età. Ok, seconda domanda, siamo in grado di dare a chi ci ascolta il numero della farmacovigilanza, nel senso che ovviamente per AstraZeneca adesso sono tutti, io sto ricevendo messaggi e mail a nastro di gente che vuole chiamare perché stanno venendo fuori sintomi. Carlo ve lo farà avere.
Così lo diamo come info. Terza domanda sul tema delle forniture, nel caso in cui si vada verso questo stop ad AstraZeneca, c'è margine per aumentare le forniture di Pfizer e di Moderna secondo me? Oggi non è dato a sapere, c'è un contratto europeo che garantisce a noi quella quota che ci è stata comunicata, però a parte il fatto che non è dato neanche a sapere se ci sarà un blocco totale, parziale, non sappiamo nulla adesso. Cioè non vorrei neanche penalizzare. Ok, voglio dire, nelle riunioni anche con Figliuolo non si è mai valutata finora questa possibilità di intervenire sulle. No. Cioè si riduce di là, si aumenta di qua. No. Ok, grazie. Prego. Vanzan, poi io direi possiamo dare la parola all'assessore e poi al dottor Rosi. Sì, Presidente, è una domanda che ci arriva dai nostri lettori che sono molto fiduciosi, chiedono se possono sposarsi ad agosto. Io direi anche adesso possono sposarsi. Nel senso non c'è l'embargo per il matrimonio. Possono organizzare i ricevimenti nuziali, eccetera. Questa è la domanda che mi fanno tutti i giorni. Addirittura un ragazzo me l'ha chiesto, quando ti sposi? Mi ha detto 24 luglio, mi sono sposato anche a me 24 luglio, vai tranquillo, gli ho detto. Magari voi lo dite lei e quello questo me lo chiedono in tanti. Non si sa ancora quali saranno i limiti delle restrizioni. No, però immagino, io immagino un'estate che sia libera, pensare che non si possano celebrare i matrimoni, non si possa tornare in spiaggia, non si possa ritornare a una forma di normalità, ovvio, ho anche speranza che abbiamo ancora due mesi abbondanti davanti di primavera, sono 2 mesi di vaccinazioni, sono 2 mesi di attività, dobbiamo venire fuori. Io direi di programmarlo sto matrimonio, sa da fare, non è come quello dei promessi a sposi. E con questo io darei la parola all'assessore e al dottor Rosi. Prego, grazie, buongiorno, buon lavoro. Ma io sono molto veloce, solo per aggiornarvi, perché stamattina c'è stato l'incontro con le farmacie, quindi per il protocollo di vaccinazione all'interno delle farmacie. È chiaro che ci siamo detti tutto dipende dai vaccini, perché se non abbiamo oggi i vaccini per noi, per gli MMG, è chiaro che riusciremo ad aprire alle farmacie solo quando avremo vaccini, e voi sapete che per le farmacie soprattutto è ideale Johnson & Johnson, quindi dipende a maggio se arriverà effettivamente un numero considerevole di dose Johnson & Johnson. Allora il protocollo è molto semplice, voi sapete, c'è un compenso che è quello fissato a livello nazionale che sono i 6 euro, quindi 6 euro per inoculazione, le farmacie devono avere dei locali separati da quello dove c'è l'attività normalmente, oppure possono farli durante gli orari di chiusura, durante la pausa pranzo, durante le ore serali, o trovare dei locali separati. Il farmacista e il collaboratore farmacista sono quelli che possono fare le iniezioni previo corso dell'Istituto Superiore di Sanità, che molti stanno facendo, e poi un tutoraggio che dobbiamo garantire noi. Allora ci siamo concentrati su questo tutoraggio che metteremo già in piedi, nel senso che abbiamo chiesto alle associazioni di fornirci più o meno un elenco di persone che hanno già fatto il corso Istituto Superiore di Sanità e che quindi per poi diventare operativi devono fare questo tutoraggio. L'idea nostra è quella di inserirli all'interno dei punti vaccinali che ci sono in Regione Veneto, nelle singole USL, per fare un po' di tutoraggio e di pratica, chiamiamola come vogliamo. Mi dicono gli ordini che ho incontrati stamattina, quindi Federfarma, Farmacie Unite, e anche l'ordine dei farmacisti, che secondo loro ci sarà un'adesione attorno al 50%. Quindi vuol dire che su 1400 farmacie più o meno 500-600 saranno le farmacie che potrebbero aderire al fatto di poter poi effettuare le vaccinazioni. Quindi ci siamo lasciati che noi oggi faremo un protocollo con queste indicazioni che vi ho un po' riassunto. Ci saranno delle osservazioni da parte loro, nel frattempo mettiamo in piedi il discorso del tutoraggio, quindi per
farmacisti o collaboratori farmacisti per quindi avere poi il patentino e poi in base ai vaccini e quindi ai quantitativi riusciremo a programmare effettivamente anche la loro operatività. Io credo che sia un'opportunità molto importante perché va sicuramente nella direzione della famosa farmacia dei servizi, ne abbiamo parlato molto, e anche perché insomma in alcuni casi è un presidio insomma sui paesi un po' più anche isolati o comunque che hanno lunghe distanze, un presidio fondamentale. Ricordiamo che loro non potranno fare tutti i soggetti fragili, super fragili, disabili non sono, cioè questi loro non li potranno fare gli altri soggetti. Quindi questo sono un po' a grandi linee quanto abbiamo discusso con loro. Ho fatto poi una riunione con gli MMG, con i medici di medicina generale e con Azienda Zero per risolvere alcune questioni informatiche legate ai flussi, legati insomma a registrazione delle vaccinazioni e quant'altro. Allora, a parte fare questo incrocio di elenchi, come dicevamo prima col Presidente, che sarà anche relativo a quello che saranno poi l'apertura che noi faremo rispetto al portale a queste categorie che sono rimaste fuori, proprio perché siamo consapevoli che loro meglio di tutti conoscono i loro assistiti e sanno insomma se c'è un assistito super fragile che però non è inserito nell'elenco perché il SER non l'aveva registrato insomma. Abbiamo poi parlato della vaccinazione a domicilio, stanno iniziando un po' dappertutto perché diventano fondamentali per noi per quanto riguarda la vaccinazione a domicilio. Mi dicono che tutte le medicine di gruppo integrate, che sapete che in Regione Veneto rappresentano circa il 25% mi sembra, non ho il dato complessivo, mi sembra più o meno circa il 25%, sono già partiti e quindi tutti sono iniziato la vaccinazione all'interno degli ambulatori per la maggior parte delle medicine di gruppo. I medici singoli si sono quasi tutti organizzati per andare in centri vaccinali messi a disposizione dalle aziende sanitarie. L'adesione è pari quasi al 100% mi dicono, però avranno iniziato metà, insomma avranno già iniziato tra medicine di gruppo. No, sì, 100% ha aderito e farà le vaccinazioni, ma che abbiano iniziato è tipo il 50% oggi, tra quelli di medicina di gruppo e alcuni singoli che hanno iniziato mi dicono, insomma più o meno. Loro mi dicono che c'è un'adesione totale, loro hanno detto che c'è un'adesione totale, quindi non hanno diciamo così notizie che non ci sia adesione totale, anche se però alcuni non sono ancora partiti in maniera effettiva. Non sono partiti perché voi sapete che la settimana scorsa non avevamo vaccino e quindi molti si sono fermati. Adesso so che in questa settimana molte USL hanno dato il vaccino AstraZeneca, a parte il vaccino AstraZeneca proprio ai medici di medicina generale per continuare con la vaccinazione. Domande? Alda. I medici di medicina generale vaccinano con AstraZeneca? Sì, oggi sì. Qualcuno che fa il domicilio con Pfizer chiaramente perché ha soggetti più fragili, però quelli che vaccinano per la maggior parte, tutti vaccinano con AstraZeneca, stanno facendo la classe d'età che quindi sarebbe anche contemplata se ci dovesse essere comunque un pronunciamento nella direzione come si diceva, perché stanno facendo 70-79, cioè la fascia insomma che va da quei anni là. Pfizer a domicilio con meno 70 gradi come fate? No, ma loro hanno 6 ore per poter consumare le 6 dosi. E si tira fuori? Si preparano, poi al limite se lo dividono, non lo so, fanno 3 domicili a testa, tipo, insomma, si stanno organizzando. E Giacomuzzo? Assessore, mi scusi, non ho capito una cosa, per quanto riguarda il tutoraggio che fanno i farmacisti, è previsto nell'accordo nazionale. Dopo il corso devono fare questo tutoraggio presso le aziende sanitarie della regione. Ma non è per fare l'iniezione, è per gestire il post eventualmente in caso di reazione? È per avere un quadro complessivo, quindi sia per l'uno che per l'altro. Ok, grazie. Altre domande all'assessore? Bene. Possiamo passare al dottor Rosi. Prego, dottore. Grazie, buongiorno. Io vi faccio un breve aggiornamento su come sta procedendo la situazione delle terapie intensive. Allora, abbiamo attualmente attivi 659 letti sui 1000 disponibili. Questo è un dato che sta
continuamente aumentando. Per quanto riguarda l'andamento dei posti occupati, abbiamo ancora un aumento, non è più un aumento ripido come vedevamo nel corso di marzo, però a partire dal 31 marzo abbiamo ancora una ripresa significativa, per cui siamo arrivati a superare i 300 malati Covid positivi, a cui si aggiungono altri 24-25 negativizzati, quindi complessivamente un impegno di terapia intensiva che è arrivato sopra i 320 posti letto, quindi esattamente metà di quelli attivi solo per gestire pazienti che hanno avuto una polmonite Covid. L'andamento ovviamente segue quello dei ricoveri, con un lasco di circa una settimana, perché sappiamo che una buona metà dei pazienti entra dopo il quarto o quinto giorno in terapia intensiva da ricovero, e quindi è normale che ci sia uno sfalsamento, però non vedendo che i ricoveri diminuiscono, ovviamente non ci aspettiamo ancora che ci sia una diminuzione dell'occupazione in terapia intensiva. Le nostre previsioni, elaborate con l'Università di Padova, ci parlano nel giro di 8 giorni di circa 320-330 letti occupati da pazienti positivi, però con un intervallo di confidenza piuttosto ampio, perché dipenderà da come vanno i ricoveri, quindi potrebbero essere un po' meno di 300, ma potremmo arrivare anche a 360-370, quindi arrivare molto vicini al picco di dicembre. Quindi qui torniamo al discorso che faceva prima il Presidente, che è fondamentale tenere alta la guardia sulle misure di prevenzione, perché le terapie intensive sono funzione dei ricoveri che sono funzione dei nuovi positivi. Abbiamo visto nella prima settimana, nei primi giorni di aprile, che gli ingressi sembravano essere stabilizzati sotto i 20 al giorno. Il lunedì di Pasqua, lunedì di Pasqua siamo andati a 24 al giorno. 24 è un numero importante, non sono i 30 che abbiamo visto in passato, ma sono decisamente un carico di lavoro molto alto, che è compensato in parte dai dimessi, ovviamente, non sono aumentati di 24 i posti occupati, però è chiaro che il mantenimento di questi numeri è anche funzione di quante persone vengono dimesse dalla terapia intensiva. Se si abbassa il numero di dimessi, magari perché si allunga qualche degenza o c'è qualche complicanza in più, il sistema può tendere a squilibrarsi, portando a un incremento più rapido dei posti occupati. Questo è un fenomeno che vediamo da sempre, ma è per dirvi che comunque, anche se non c'è una crisi significativa, è una situazione che può anche esitare a breve in una crescita più ripida. Abbiamo già visto a dicembre una crescita in 2 fasi. Dato positivo è che si sta delineando una riduzione della mortalità in terapia intensiva, nel senso che rispetto al periodo in cui eravamo intorno al 43-44%, sembra che il dato oggi vada a posizionarsi intorno al 35%. Anche qui sono numeri che poi hanno un loro intervallo di confidenza, perché vanno consolidati nel tempo, però questo è già un segno importante, e che credo sia anche in parte legato alla riduzione dell'età, delle classi di età dei ricoverati. Avevamo visto l'altra volta, si conferma questa riduzione, oggi sono più quelli della classe 60-70 rispetto a quelli della classe 70-79 i ricoverati in terapia intensiva. Quindi se i sessantenni sono il 38%, i settantenni sono il 36% e qualcosa. E ovviamente, come vi dicevo l'altra volta, si mantiene la quasi scomparsa degli ottantenni in terapia intensiva. Questo è sicuramente un segnale positivo. Altri numeri non ve li darei, sono invariate le giornate di degenza, sono invariati di tutti gli altri parametri che vedevamo. Direi una situazione stabile dal punto di vista clinico, ancora abbastanza inquietante dal punto di vista gestionale.
e sicuramente anche questa mattina ne abbiamo ragionato i direttori generali, una situazione che impone una drastica riduzione dell'attività ordinaria e una limitazione sempre maggiore alle attività esclusivamente d'urgenza, perché non basta, noi adesso arriveremo nell'arco di una settimana ai 700 letti attivi probabilmente, però 700 letti funzionano con questo numero di ricoverati se riduciamo anche l'occupazione di pazienti non Covid, perché andare sopra 700 vuol dire una situazione ancora più drammatica, vuol dire chiudere punti nascita e fare operazioni veramente gravose per la rete ospedaliera e ovviamente per l'utenza. E quindi questa situazione continua a richiedere una sospensione di gran parte delle attività chirurgiche, di tutte quelle che non sono urgenti, e anche insomma, tutto quello che proprio non è procrastinabile comincia ad avere la necessità di essere rinviato. Allora, premesso, dottore, che con gesti e occhiate eloquenti i colleghi mi chiedono tabelline sulle cifre che hai esposto, io mi consenti di dire che gli saranno fornite? Sì, non le ho qui in questo momento perché ma nel pomeriggio, ecco, perché così ci evitiamo. Sì. E chi vuol far domande? Van Zan, Salmaso? Bonnet, Fois, qualcosa? No. Allora, Van Zan, Salmaso, Fois, stop. Dottor Rosi, per ora. Non ho capito bene, cioè i punti nascita rischiano di essere chiusi? No, non è che stiamo rischiando. Allora, noi abbiamo uno scenario che è un piano che ci porta ad attivare fino a 1000 posti di terapia intensiva. In quello scenario lì tutti gli anestesisti rianimatori sono destinati a coprire l'attività di terapia intensiva e questo vuol dire recuperarli da altre attività. È chiaro che uno dei modi per ricavare personale è concentrare le nascite in pochi presidi, come concentrare le urgenze, cioè vuol dire che certi ospedali non fanno più nulla che non sia gestire il Covid. Oggi abbiamo alcuni ospedali Covid, nello scenario di fase 5 che non abbiamo mai raggiunto e che speriamo di non raggiungere, è previsto di chiudere quasi tutto, cioè succede il contrario, che restano pochi ospedali dedicati anche a gestire malati ordinari, mentre la quasi totalità della rete è assorbita a gestire il Covid. Però, ripeto, io considero questo lo scenario catastrofico a cui non dobbiamo mai arrivare. Ovviamente l'abbiamo predisposto perché non si sapeva dove si poteva andare, però nella seconda fase non ci siamo arrivati vicini, ecco. Ci siamo fermati prima di dover fare ulteriori passaggi. Io sono convinto che se tutti rispettano le precauzioni di cui si parla da tempo, non ci sarà necessità di fare ulteriori passaggi. Salmaso, dottor Rosi, buongiorno. Mi pare di capire che gli ottantenni non entrano in terapia intensiva perché funziona il vaccino, possiamo dire questo, o perché, ecco appunto, sono passati a miglior vita in un'altra fase? No, poi per fortuna di ottantenni viventi ce ne sono ancora un numero elevato. Non vediamo più ricoveri delle RSA, per esempio, che prima erano quotidiani. Tra l'altro una cosa, leggevo prima che è nata una polemica perché in un RSA ci sono dei focolai, ma non è stato chiarito sulla stampa che sono focolai di asintomatici. Quindi l'aspetto importante è anche questo, che le persone infettate ma vaccinate non sviluppano la malattia anche se sono fragili. Questo è fondamentale. Ma infatti volevo aggiungere che ieri è stato citato il caso di San Donà di Piave, no? E quindi monumento ai caduti di San Donà di Piave, in cui ci sono effettivamente un numero importante di ospiti e anche di operatori. Verificato, abbiamo capito che c'erano 3 ospiti che comunque con consenso dell'amministratore di sostegno avevano rifiutato il vaccino, e altri 3 operatori che potrebbero, quindi però stiamo facendo delle verifiche. Però abbiamo verificato che sono tutti asintomatici, quindi effettivamente è vero che può succedere perché il vaccino non copre il 100%, l'abbiamo sempre detto, ma non vanno in ospedale, non hanno sintomi. La stessa cosa a Ficarolo. Cito Ficarolo perché ho visto anche ieri sera un servizio su Ficarolo che ci sono 10, sempre nella casa di riposo, ospiti positivi. Abbiamo ricostruito, ci sono effettivamente 2 ospiti a Ficarolo che sono in ospedale,
ma abbiamo ricostruito che questi 2 ospiti sono entrati a libero mercato, quindi senza quota, e non erano vaccinati. E sono 2 ospiti che oggi sono in ospedale, quindi questo testimonianza quanto importante che protezione dia il vaccino, insomma, questo per chiarire. Chiaro. Ecco, l'altra domanda veloce è questa, mi pare che questo quadro epidemiologico invita alla prudenza e alla cautela. Ecco, lei come medico, quando c'è questa grande discussione sulla necessità di aprire attività economiche che sono fondamentali per chi ovviamente si trova da mesi e mesi con zero possibilità di ricavo e di guadagno, però se fino al 20 di aprile quantomeno dovremo mantenere questo regime di vita estremamente ancora rigida e riservata da zona arancione a zona rossa, mi pare che questi dati confermino una grande cautela, nei comportamenti individuali. Sì, io credo che però vada separato l'aspetto chiusure dall'aspetto comportamento individuale, perché il virus si prende anche in famiglia piuttosto che dagli amici, quindi anche con tutti i negozi chiusi uno ha il modo per prenderlo tra lo stesso. D'altra parte è anche vero che nelle attività produttive dove c'è una sorveglianza sanitaria intensa, dove ogni singolo caso viene immediatamente isolato, non abbiamo visto azioni individuali. Fois. Buongiorno dottore, una domanda proprio rapidissima, giusto per capire cosa significa il Covid come pressione sul sistema sanitario. In questo momento in Veneto ci sono circa 600 terapie intensive, questo cosa implica dal punto di vista dell'impiego del personale sanitario? Sì, quasi 700 in realtà. Quindi questo implica che da una parte è stato necessario reclutare ulteriore personale, quindi personale che prima faceva attività di sala operatoria, sia medico che infermieristico, viene trasferito a lavorare in terapia intensiva. Dall'altro però vuole anche dire sospensione delle ferie, vuol dire turni di lavoro più frequenti, perché per quanto si ricorra anche all'acquisto di prestazioni aggiuntive, questo vuol dire che c'è un carico di lavoro in più sul personale, vuol dire seguire pazienti molto impegnativi che richiedono una gestione attiva, per esempio quelli gravi al punto respiratorio hanno bisogno di essere girati a pancia in giù sul letto, il che è un'operazione che fatta con una persona che sta bene è una sciocchezza, fatta con una persona che è intubata, è collegata a una macchina, che ha i tubi di infusioni, è una cosa che è impegnativa, delicata e che va ripetuta più volte per i diversi pazienti, quindi sono pazienti molto impegnativi. In più in alcune situazioni si lavora anche oltre standard, quindi se normalmente un anestesista segue 6-8 pazienti o 6 pazienti in terapia intensiva, adesso ne segue 8 o 9 per riuscire a garantire la copertura, quindi anche qui con un impegno maggiore da parte del personale per riuscire a garantire un livello di adeguato di assistenza a tutti, quindi carico di lavoro importante. E poi considerate anche il tempo che è passato, perché affrontare questo carico per 2-3 mesi è un conto, essere da più di un anno sotto è sicuramente una condizione particolarmente stressante per il personale. Di quante persone c'è bisogno per gestire 700 terapie intensive? Adesso è difficile fare questo calcolo. Diciamo che per gestire una terapia intensiva di 8 pazienti ci vogliono normalmente 6 rianimatori e 24 infermieri. Adesso arriviamo a gestire 8 pazienti con 6 rianimatori di guardia, però poi avendo questi pazienti anche necessità di fare delle diagnostiche, di essere assistiti in particolare, un solo rianimatore non ce la fa a seguirli tutti durante il giorno, quindi è un po' difficile determinare il carico complessivo, perché in alcune terapie intensive poi sono necessari più rianimatori durante il giorno per garantire la copertura. Comunque i numeri sono decisamente elevati. Se poi considerate che il nostro organico è nato per gestire 464 posti, ne stiamo gestendo di più, vuol dire che abbiamo dovuto reclutare parecchia gente rispetto all'ordinario. Altre domande? No. Allora a domani, grazie a tutti.
Si è conclusa la conferenza stampa all'unità di crisi di Marghera. Il presidente Zaia ha dato in apertura il bollettino che riepiloghiamo velocemente. Sono 1111 nuovi positivi nelle 24 ore in Veneto. Cresce ancora purtroppo la pressione negli ospedali con 2298 pazienti ricoverati, 11 in più, 3 in più in area non critica dove ci sono 1975 pazienti e 8 in più in terapia intensiva con 323 ricoverati. Complessivamente però, calcolando anche i pazienti non Covid ricoverati nelle terapie intensive del Veneto, si raggiunge il numero di 587 pazienti in area critica. E avete sentito anche proprio in chiusura l'intervento del dottor Rosi che coordina un po' la gestione degli ospedali e ha parlato insomma di una pressione ospedaliera che continua ad aumentare, non come a marzo, ma continuano ad esserci numeri importanti di nuove entrate in terapia intensiva che vengono compensate naturalmente dai pazienti che sono in dimissione. Per quanto riguarda poi i parametri, l'R-Contin Veneto è 0,96 e l'incidenza è di 168,4 positivi ogni 100.000 abitanti, quindi un'incidenza inferiore ai 250, parametro preso in considerazione anche per le fasce. E proprio a proposito di fasce, Zaia ha detto abbiamo numeri da area gialla, ma sappiamo che fino a fine aprile non sono previste aree gialle in Italia, che sarà tutta in arancione o rosso, salvo dovessero essere prese dal 20 aprile in poi nuove decisioni da parte del governo. A preoccupare però in questo momento il sistema sanitario del Veneto è la questione vaccini, perché sapete che alle 16 EMA si pronuncerà nuovamente su AstraZeneca. Si potrebbe decidere di impedire, di vietare il vaccino per le donne più giovani. Altre le strade che vengono prese in considerazione da EMA, che come detto si pronuncerà nel pomeriggio, e questo, ha detto Zaia, potrebbe complicare la vaccinazione. Si troveremo costretti ad utilizzare solo Pfizer e Moderna, e se le forniture rimarranno quelle previste al momento rischiamo per il prossimo mese di andare avanti solo con i richiami. Quindi allarme da questo punto di vista. Sul fronte sempre vaccinazioni, l'assessore Lanzarini ha incontrato i farmacisti per chiudere l'accordo già preso a livello nazionale per iniziare gli vaccini anche nelle farmacie. Naturalmente però, se i vaccini arriveranno, non verranno vaccinati in farmacie soggetti fragili, super fragili e i disabili. E poi anche una riunione sempre in mattinata con i medici di medicina generale per fare un po' il punto sulla questione vaccinazioni. Questa in estrema sintesi i punti toccati nella conferenza stampa. Poi naturalmente entreremo nel dettaglio nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi quando ritorniamo in diretta vi facciamo vedere le immagini della cerimonia che si è chiusa poco fa in Piazza dei Signori a Treviso per commemorare e ricordare il bombardamento del 7 aprile 1944. Adesso meteo e poi pubblicità, a tra pochissimo. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, dunque tempo più stabile, ma correnti scandinave irrompono sull'Italia provocando un crollo termico che abbiamo già iniziato a percepire, a dire il vero, nei giorni scorsi. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 7 aprile mostra un ampio soleggiamento. Sulla nostra regione precipitazioni assenti. Il cielo sarà poco nuvoloso salvo per qualche addensamento irregolare. Venti ancora moderati dai quadranti occidentali. Temperature in graduale diminuzione, minime tra -3 e 3 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà un mercoledì all'insegna del bel tempo, come vediamo, con tanto sole dappertutto e cielo poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime sui 10-12 gradi. E sarà soleggiato ovunque, anche sul Trentino Alto Adige, qualche spruzzata di neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 9-11 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto.
grazie per l'attenzione e arrivederci. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poncico di Zoppola e San Donà di Piave. Rieccoci in diretta, come annunciato. Adesso vediamo le immagini della cerimonia che si è svolta in Piazza dei Signori a Treviso per ricordare il bombardamento del 7 aprile 1944. Signore e signori, buongiorno, in diretta da Piazza dei Signori di Treviso per la cerimonia del 7 aprile. 7 aprile 1944, 7 aprile 2021, 77 anni dopo Treviso non dimentica quei momenti tragici di questa città, la devastazione, i morti, il momento veramente più basso per quanto riguarda la storia, almeno del secolo breve, potremmo definire così. Adesso inizia la cerimonia, ci sarà inizialmente un brano cantato dal tenore Alberto Grollo, successivamente alle 13.05 i rintocchi esattamente all'inizio del bombardamento di 77 anni fa. Al termine un altro brano e naturalmente il discorso e i saluti del sindaco. Buongiorno a tutti. Oggi ricorre il 77° anniversario del bombardamento che il 7 aprile 1944 provocò numerose vittime e la distruzione della quasi totalità degli edifici della città di Treviso. Inizia ora la cerimonia di commemorazione. Prima dei solenni rintocchi della campana della Torre Civica, il tenore Francesco Grollo, accompagnato dal maestro Antonio Campo Nogara, eseguirà l'Ave Maria di Papa 1. Subito dopo il momento di raccoglimento, il maestro Grollo intonerà il Panis Angelicus. Occhio che tra un attimo sei in onda. Ok, pronta? Pronta? In onda.
angelicus fit panis hominum dat panis celicus figuris terminum horres mirabilis manducat Dominum pauper servus et humilis pauper servus et humilis. Tetrina deitas unaque poscimus signos tu visita sic ut colimus per tua semitas duc nos cotendimus a lucem quam in habitas a lucem quam in habitas. E si è conclusa così la celebrazione per il 7 aprile 1944, sul 7 aprile 2021. Avete sentito i brani di Alberto Grollo, avete sentito soprattutto i rintocchi della torre di Piazza dei Signori, un momento davvero toccante, e a me non resta che a questo momento restituire la linea allo studio. Grazie. Grazie a Lucio Zanato con il supporto tecnico di Nicoletta Rizzetto. Le immagini della commemorazione in Piazza dei Signori a Treviso per il bombardamento del 7 aprile 1944, i rintocchi della torre civica, il silenzio e poi le parole, la musica del tenore Francesco Grollo. Questo quanto è andato appunto in scena questa mattina a Treviso, che ogni anno ricorda le vittime di quella tragica giornata del Venerdì Santo del 7 aprile del 44. Adesso noi ci fermiamo ancora per una pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo, a tra poco.
Rieccoci in diretta con un aggiornamento di cronaca perché sono stati individuati gli autori del raid vandalico al cimitero dell'Arcella a Padova. Sono 4 giovanissimi del quartiere. Lo hanno fatto per cercare un po' di svago, per movimentare un sabato sera a base di alcolici. Lo sfregio al cimitero dell'Arcella è il frutto della noia. Questa è l'unica giustificazione data dal gruppo di 4 ragazzini denunciati dalla squadra mobile di Padova per vilipendio delle tombe e danneggiamento aggravato. 3 sedicenni di origine straniera e un 18enne padovano sono loro gli autori del raid vandalico al camposanto dell'Arcella la notte di sabato. La banda conosceva bene i luoghi ed era una frequentatrice abituale del parco Milkovic. Proprio sabato sera il più grande dei 4 era stato controllato mentre si aggirava nella zona della parrocchia poco lontano dal cimitero. La polizia ha poi rintracciato i 3 sedicenni che erano soliti uscire insieme. Le indagini hanno rilevato corrispondenze con impronte e tracce di sangue repertate dalla polizia scientifica sulle croci sporcate durante il raid vandalico. La serata dei ragazzi era cominciata presto, cena e bevuta insieme, poi la decisione di fare qualcosa di diverso. Sono usciti e hanno scavalcato la recinzione del parco e da qui il muro del cimitero. Hanno camminato sui tetti delle cappelle dei defunti e poi hanno infierito, infrangendo le vetrate e sradicando croci e fiori. Per il momento i 4 sono stati denunciati, ma anche le famiglie dovranno spiegare come mai a mezzanotte durante il coprifuoco i figli non erano in casa. Un rapido aggiornamento dal sito del Corriere, accordo firmato, ora le aziende possono vaccinare i dipendenti, l'ok del Ministero della Salute ha approvato il protocollo che detta le procedure, le imprese devono presentare un piano alle ASL con il numero di dosi richieste dai lavoratori, i costi del servizio sono a carico dei datori, il vaccino è fornito dallo Stato, sempre però che i vaccini arrivino e alle 16 la decisione di EMA, nuova decisione su AstraZeneca, altra pausa pubblicitaria tra poco. Siamo in chiusura, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che l'informazione di Antenna 3 torna questa sera a partire dalle 18:30 con le edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.